Davanti alla profonda crisi che sta attraversando il nostro Paese, con una crescita azzerata ed una inflazione che stravolge la vita di tutti noi, la maggioranza che ci governa si nasconde dietro la cortina di fumo della sicurezza, impegnandosi poi a togliere dai guai giudiziari il capo clan Berlusconi con il lodo Alfano, o meglio con il lodo Berlusconi. Non credo, e lo dico io personalmente che sono un dipietrista, che la gente con difficoltà di arrivare a fine mese sia interessata ai problemi giudiziari di Berlusconi. Non credo che i giovani e anche i meno giovani che sono nel mondo del lavoro da precari con contratti mensili magari imprechino contro il Consiglio Superiore della Magistratura. Non credo che le quasi 3 milioni di famiglie che sono sotto la soglia di povertà pensino al processo di Milano di Berlusconi. Non credo che i commercianti che si trovano in grosse difficoltà per non chiudere i loro negozi pensino che la loro situazione sia dovuta ai giudici. A suo tempo il Cavaliere aveva detto che evadere le tasse ritenute troppo esose era una legittima difesa, quasi un diritto. Durante i 20 mesi del governo Prodi, Berlusconi e i suoi maggiordomi in ogni loro intervento tuonavano contro le tasse di Visco, chiamato Dracula. Erano arrivati ad un tale livello di insopportabilità, dicevano, che se fossero andati al governo loro le avrebbero immediatamente e drasticamente abbassate. In tal modo, con una busta paga più sostanziosa per il minor prelievo fiscale, sarebbe ripartita la domanda interna con un notevole beneficio per la nostra economia. Questo è stato ripetuto fino alla noia anche nella campagna elettorale finita poco più di 4 mesi fa. Poi, dopo aver vinto le elezioni, in perfetta malafede, i Berlusconi hanno subito cominciato a preparare la gente dicendo che non metteranno le mani in tasca ai cittadini, non aumenteranno le tasse. Ma come? Avevano detto peste e corna contro Prodi, contro Padoa-Schioppa, contro Dracula Visco, tacciandole da sanguisughe, e ora con un salto mortale si rimangiano tutto. Sono degli imbroglioni. Si vergognino. E è vero, hanno anche tolto il restante 60% dell'ICI sulla prima casa. L'unica tassa poi federale, immaginiamocene, perché il 40% era già stato tolto dal governo Prodi sulle case più popolari. Invece hanno aumentato il prelievo sugli interessi del prestito sociale alle Coop, portandolo dal 12,50 al 20%, per cui i risparmiatori riceveranno meno sui loro risparmi, meno interessi sui loro risparmi. E non mi risulta che i milionari investano sui libretti Coop. Non si sono tassate invece le grandi rendite finanziarie, tassando ad esempio chi guadagna centinaia di milioni con una sola operazione senza pagare un centesimo di tasse. Invece di cercare di risolvere i problemi di sopravvivenza di una gran parte di cittadini, questo governo aumenta le prerogative dei sindaci. Così, dopo che a Roma era stato fatto divieto di rovistare nei cassonetti della spazzatura e i vigili urbani vengono armati, così come in altri comuni, ad Assisi è stato proibito l'accattonaggio. San Francesco oggi sarebbe multato ad Assisi. Senza dimenticare l'idea di Maroni di rilevare le impronte digitali ai bambini rom. Maroni, rispondendo alla censura europea, l'Europa fortunatamente è ancora democratica, dice che lo fa per il loro bene, perché così possono controllare, ad esempio, che il loro obbligo scolastico venga assolto. Potrei rispondere al Ministro degli Interni che esistono situazioni di abbandono scolastico di tanti bambini italiani, che hanno avuto la sfortuna di nascere nei quartieri degradati di molte città del sud. Perché non ha pensato di prendere le impronte anche a questi bambini? Io non sono contrario a lasciare allo Stato le proprie impronte digitali, ma ritengo sbagliatissimo, e non dico altro, prenderle ad una persona solo perché è di un'etnia diversa. Insomma, in Italia è scoppiata la guerra tra il miserabile contro il povero, del miserabile di testa e di cuore contro il povero di euro. L'idea, come ha scritto Francesco Melro su Repubblica, è quello di bandire l'umanità che sta sotto i 1.000 euro mensili. Al tempo del fascismo molta gente non sapeva di trovarsi al tempo del fascismo. Lo dice
Oggi lo dice Famiglia Cristiana che ci stiamo avviando in un percorso, in un solco pericoloso, potrebbe chiamarsi anche fascismo. È buio nel nostro paese, è calata la notte sulla nostra Repubblica. Arrivederci a mercoledì prossimo.